Ciao ragazzi, allora andiamo avanti con quella che è la terza storia. Vi propongo questa, non è nell'ordine del libro, ma è in un ordine che è utile a voi, nel senso che parla di lotta, parla di un atleta e mi sembrava bello fare questo parallelismo tra quello che era una storia utile in quel tempo per il lottatore e una storia che potrebbe essere utile a voi nell'ambito agonistico del judo piuttosto che in un vostro percorso personale sempre di judo. Allora andiamo avanti con questa storia, si intitola Grandi onde. All'inizio dell'era Meiji viveva un famoso lottatore che si chiamava Onami, Grandi onde. Onami era fortissimo e conosceva l'arte della lotta. Quando gareggiava in privato vinceva persino il suo maestro, ma in pubblico era così timido che riuscivano a batterlo anche i suoi allievi. Onami capì che doveva farsi aiutare da un maestro di Zen. In un piccolo tempio, poco lontano, soggiornava temporaneamente Hakuju, un insegnante girovago. Onami andò a trovarlo e gli spiegò il suo guaio. Tu ti chiami Grandi onde, gli disse l'insegnante, perciò stanotte rimani in questo tempio. Immaginati di essere una tempesta nel mare. Non sei più un lottatore che ha paura, tu sei quelle ondate enormi che spazzano via tutto davanti a loro, distruggendo qualunque cosa incontrino. Fai questo e sarai il più grande lottatore del paese. L'insegnante lo lasciò solo. Onami rimase in meditazione, cercando di immaginare se stesso come delle onde. Pensava alle cose più disparate, poi, gradualmente, si soffermava sempre più spesso sulla sensazione delle onde. Man mano che la notte avanzava, le onde si facevano più grosse. Spazzarono via i fiori con i loro vasi, sommersero perfino il Buddha nella sua cappella. Prima dell'alba il tempio non era più che il continuo fluire e rifluire di un mare immenso. Al mattino l'insegnante trovò Onami assorto, in meditazione, con un lieve sorriso sul volto. Gli batté sulla spalla. Ora niente potrà più turbarti, gli disse. Tu sei quelle onde. Travolgerai tutto ciò che ti trovi davanti. Quel giorno stesso Onami partecipò alla gara di lotta e vinse, e da allora nessuno in Giappone riuscì più a batterlo. Questa storia è molto importante per quello che può essere l'approccio e le aspettative che magari un atleta ha verso il suo percorso. Se parliamo ad esempio di sport agonistico, mi viene da dire quali sono le aspettative che l'atleta sente su di sé rispetto al pubblico, il genitore che lo guarda in tribuna, l'insegnante che lo ha preparato, che è lì vicino in sedia, le aspettative personali, non voglio fare brutta figura rispetto a chi mi sta guardando. Sono tanti i fattori, soprattutto mentali, che influiscono l'esito non di una battaglia, ma in questo caso di un incontro, di un match. È molto particolare l'aspetto che c'è dell'insegnante, un po' come una luce guida che non ti insegna qualcosa di nuovo, ma tira fuori da te quello che tu già hai. Cos'è che fa il nostro monaco zen in sostegno a questo lottatore? Gli dice non altro che riflettere su chi è lui, qual è il suo nome, cos'ha di così potente, di suo, da poter utilizzare per quello che è l'incontro o gli incontri che farà in futuro. È un lavoro su se stessi, eppure è a partire da qualcuno che gli ha dato una piccola dritta, una pacca sulla spalla, una rassicurazione. Tante volte questi piccoli gesti fanno la differenza proprio anche sugli atleti di alto livello per riuscire a rendere quel qualcosa in più che si avrebbe già dentro ma che non si riesce ad esprimere. Quindi ragazzi, molto semplicemente, questa storia mi piaceva perché riprende tutto il panorama delle aspettative, di cosa voi volete da voi stessi e dal fatto che è già tutto dentro di voi. Non bisogna fare dei corsi specifici, ma bisogna lavorare tanto su di sé
non è sempre solo la tecnica a primeggiare, non è sempre solo la parte strategica o l'indole, lo spirito, come già ho detto nei precedenti video. Si tratta di riuscire a condensare tutto questo per riuscire ad essere bilanciati in equilibrio e essere sempre focalizzati verso quello che è un vostro obiettivo. Se l'obiettivo è la vittoria, vincere l'incontro. Se l'obiettivo è riuscire a fare una tecnica che non riuscivo mai a fare e mi veniva solo in allenamento ma non in gara, anche questo va bene. L'importante è non mollare mai e cercare di impegnarsi per quello che è il miglioramento delle proprie capacità. Ognuno veste un judo personale. Io posso fare bene un taiotoshi, però ho una certa altezza, un certo peso e mi muovo in un certo modo con la mia età. Diverso sarà l'approccio di un altro che magari cerca di fare la stessa cosa, ma le sue caratteristiche di altezza, di peso, di agilità possono essere differenti. Quindi ricordatevi sempre di partire alla base da voi per riuscire poi a costruire il percorso su quello che sarà un vostro judo. Ovviamente stiamo parlando di un qualcosa non alle basi, ma di un qualcosa un po' più elevato, ma il futuro e l'esperienza e il fatto di restare in tatami sono lì, nel senso che dovrete riuscire a costruirvi questo metodo un po' vostro a partire da chi vi dà le dritte, gli insegnanti. Mi sento di dire che anche i genitori sono molto utili e molto validi per quello che è un'aspettativa, ma anche un feedback positivo, cioè l'incoraggiamento. Quella pacca sulla spalla può essere simile a un genitore che vi dice vai, fai il tuo meglio, non preoccuparti, nel senso che va bene fare un pressing di mi raccomando vinci, ma neanche richiederlo, ehi, se non vinci attenzione, quello può essere un errore, no? Quindi cerchiamo di vedere tutte le figure che compongono il puzzle per un atleta, se stesso come radice principale, le persone che sono attorno, quindi l'insegnante che cerca di costruirvi un vostro busto forte e radicato, e quelle che possono essere le piccoli aiuti, le foglie, i rami di un albero che non è altro che il vostro sport, la vostra vita. Cercate quindi sempre di metterci in mezzo la vostra linfa vitale e di metterci la fiducia in questa linfa, cioè cercare di far viaggiare pensieri positivi, cercare degli obiettivi a breve e a lungo termine e cercare sempre di impegnarvi, perché il fatto di riuscire a far scorrere questa linfa dipende come un cuore che pulsa da quanta fiducia e energia voi mettete nelle cose. Puntate su di voi, non ascoltate chi vi dice si vede che questo non lo sai fare. Impegnatevi, provateci. Ovvio che magari sarà più facile fare una cosa piuttosto che un'altra, ma dateci dentro. Quella deve essere sempre la sfida, l'atteggiamento per voi. Detto questo, solo una piccola riflessione su quel sorriso. Quando il monaco rientra al mattino e trova Onami con questo sorriso in meditazione. Probabilmente aveva capito, aveva raggiunto consapevolezza di sé, cioè sapere chi si è e sapere quanto si vale, che non vuol dire pensarsi che si vale tantissimo, che non vuol dire pensare di essere qualcuno di importante, vuol semplicemente dire chi si è, dove si è e sapere cosa c'è da fare. Quello probabilmente è un po' la consapevolezza che è arrivata. Quindi puntate anche a questo. Quanto sono migliorato? Sto andando bene a judo e le tecniche per l'esame le ho studiate bene? Questo dovrebbe essere sempre un piccolo obiettivo, ok? Ci vediamo alla prossima Storia Zen. Un saluto, ciao!